Sì, sì, a me piacciono queste manifestazioni, i miei amici vanno tutti a cavallo, si può dire, do una mano, perché ci vuole una mano per preparare tutto e quindi do una mano a loro. Quindi ti hanno coinvolto, ti hanno saputo coinvolgere, però nello stesso tempo evidentemente credi anche tu che questo sia un momento per la nostra comunità, diciamo così, che va a riscoprire l'identità vera delle nostre tradizioni. Sì, per cercare di mandare avanti queste tradizioni che diciamo che stanno un po' scomparendo, quindi si dà una mano affinché la manifestazione si svolga al meglio. Ok, quindi anche per te l'edizione notturna è alla seconda edizione perché hai aiutato un attimino ai lavori anche l'anno scorso, Sì. pensi che possa continuare questa formula oppure è giusto tornare a quello che Gursa di Sagurda è stata sempre nel periodo carnevalesco? No, vabbè, come cosa secondo me è il periodo diciamo, migliore adesso anche per il fatto del tempo, perché alla fine è una manifestazione che ci vogliono soldi e lavoro per farla e quindi facendola nel periodo di carnevale rischi di non farla e di spendere un sacco di soldi, un sacco di lavoro per poi magari può darsi anche non farla quell'anno. Paolo, Cannu, come te ne passavo, siamo chiaramente in periodo estivo. Che differenza possiamo raccontare tra sul periodo di Sagursa da Buddha, come tradizione si va da Carnevale, come già da Sanno Passau che si va in periodo estivo? Secondo te cambia veramente, soprattutto se notturna o Sugaddu o che comunque e su Sugaddu pensa che le difficoltà bisiano, ecco. Deve che sia mezzo soprattutto per su guarderi e poi per animali pure è uno dentro più bello tutto quanto e quindi si sposa la gente ben presente tutto quanto, quindi già lughe non bintra da poi già grazie a Dio già abbinato con l'illuminazione su, ecco. quindi non pensa che giocare non ne risente no anzi. Questo impegno che tu sei disponibile chiaramente con Sazudo, vince al teatro la scomponente del Desaida, su comune, ma l'associazione, tu pensi che sia veramente un modo di seguire questa tradizione che già hai, tu sei uno della famiglia che ha sempre sugato l'artento commento una passione in domo, quindi tu pensi che si possa continuare? Siamo incominciati, questo sia una cosa, stiamo andando e crescendo sempre l'università in più, sempre più bene fatta, quindi questa è una cosa che devo ti augurare della mantenere. Paolo, e decide sempre un anno per un mezzo, no? La domanda fu pure che purtroppo sul tempo sono cambiando i vuru e si va chiaramente da tanto sacrificio a livello economico, a livello, quindi ecco, chiaramente pochi come te voi siete appassionati, vanno doppio sforzo, tu pensi a schivere gusto, sa passione? Quando la passione per giocare, forse sprusi che fai dei sforzi, la verità di questo. E questo zero dividiamo con Calegando? Ho fatto un guardo di Sindia, scuderia Daga. Come terrazze e te gaddu tenimo, sono uno sangue, una meso sambe. Paolo, e tu hai un calegaddu di Amosabie questo zero? Quando non meso sambe. E tu pensi che appunto come ti funande Paolo e su buru, su gaddu ne risenta da buru no? Non penso che ne risenta. Tanto ormai siamo sestini già da dentro. E la gente, secondo te, i testi si compresi già da se non passava, ad apprezzato? Cioè, perché la gente si appiaghi. Questa è una bella cosa, poi sai e poi non scadere. E tanto in bocca al lupo e complimenti per tutte le organizzazioni. Grazie. Ti chiedo preguntare giusto una differenza tra, secondo su chi vives tu, due grandi parigliante, chiaramente un'esperienza che ormai penso che il suo bagaglio bisia già da ora, tra una carrella di Sagursa de Sagurda e un'esibizione di pariglia, tu come te vivi la differenza ma soprattutto l'emozione? Ma può me è uguale. Quindi non... La verità, no, sono abituato ormai a... Ecco, però a livello di impegno, di difficoltà, chiaramente l'esibizione di una pariglia è diversa da una carrella. Ma il problema è che questa di notte va presente, è più impegnativo. Quindi ecco, tu rapportando appunto
a Sorario, chiaramente si impegnativo durante una variglia. Certo. E quindi secondo te questa formula è stata azzeccata o pensiamo che tra un anno o due la passione vostra nella esperienza no torniamo a su connotto a come te fu di periodo di carrasegare si fa che sperando in su tempo il buono oppure questa formula può continuare secondo te? No, è proprio bello, più scaldo e più tempo da organizzare pure. Ecco, quindi tu pensi che questa tradizione possa continuare in saida nostra, le tradizioni a Caddu, facciamo da tanti anni, da qualche anno è stata interrotta la corsa di Savuda, quindi come grazie all'impegno vostro tu pensi che veramente, che io che tanto il giovane, che veramente tiene questa passione, possa continuare veramente? Ma speriamo di impegnare tutta la gente che viene a nos aiutare. Sì, però se tenendo pure che c'è una formula di azzurro, ma è coinvolto a terra gente che prima magari veniva giusto a luire la corsa di Savuda e non a dare una mano. Questo da parte vostra è stato veramente un merito che vostro petene orgoglioso. Una mano lava l'altra. Prolocco, CCN, siamo stati vari, noi lo dobbiamo a noi. Ecco, su comune il venire incontro senz'altro in mille modi, pensa che c'è la difficoltà di sfinza a livello economico, certo che bisogna, ma dove pensa che non blocca di questa passione? No, non l'ho bloccato. No. Va bene, tanto in bocca al lupo per questo zero, e te che due sa giù di questo zero? Devo comprare fonne. Ah. Quindi su costume? No, su costume sono mio. Quando lo tieni pronto questo zero che non ti tempo di me lo preparare. E tanto grazie che i due puru sei artefice di questa continuità. Hanno benissimo questo zero. Grazie a questo zero. Paolo, tu sei uno dei più giovani che parteciperà alla manifestazione, ma tu sì, di tradizione e anche di famiglia, voglio dire, il cavallo senz'altro è una tua passione, ma pensi che si riesca a trasmettere questa passione anche a chi poi non è così appassionato di cavallo, proprio perché vediamo voi talmente appassionati, quindi tu pensi che possa continuare in futuro questa manifestazione? Spero di sì, perché è una bella manifestazione, vuole continuata questa tradizione. Quindi tu metterai tutto il tuo impegno. Stasera ti vedremo con un cavallo di che razza, Paolo? Puro sangue inglese. Puro sangue inglese della tua scuderia? Sì. Bene Paolo, ci vediamo stasera, ciao. Siamo con Patrizia, senz'altro una delle artefici di tutta l'organizzazione. E chiaramente ti vedremo a cavallo stasera. Spero di esserci. Ma speri perché chiaramente tutta l'organizzazione ti ha portato magari a un po' di stanchezza o la passione sopperisce anche a questa? Sì, spero che la passione sia superiore. Speriamo di non crollare prima perché c'è troppo caldo, c'è troppo lavoro, però... Ma abbiamo visto un bel gruppo di persone comunque coinvolte, abbiamo visto che c'è anche una certa sinergia con altri gruppi e associazioni del paese, questo senz'altro è un vostro merito di aver coinvolto vari componenti oltre il comune di Borore, però Prolocco, associazioni, ma voi dell'associazione Savuda quindi pensate che questa formula notturna possa continuare anche nel prossimo futuro? Sì, pensiamo di sì. Può continuare se tutti collaborano come questi bravi ragazzi che ci stanno dando una mano, Proloco e Comune anche, eccetera eccetera. E quindi tu dici che la tradizione ci siano i presupposti affinché veramente si possa anche tramandare ai nostri giovani questa manifestazione che effettivamente per qualche anno diciamo così non si faceva più, non c'era stato più questo impegno, grazie al vostro gruppo si è rispolverato, quindi sì. Tu adesso non so quante sarete, come si chiama giusto, Amazzoni? Amazzoni bororesi siamo solo 2. Ecco, parteciperanno anche dei paesi di fuori? Purtroppo no, c'era una ragazza ma non può più venire, quindi siamo solo 2 di Borore e basta. Mi hanno detto che sarete ognuno con un costume sardo, nel senso che andate anche a rispolverare la tradizione e quindi anche a una ricerca di quello che è la cultura anche nei costumi. Sì, sì. Ci puoi anticipare che paesi ci saranno rappresentati stasera, sia con i costumi sia con i cavalieri? Allora, costumi ne avremo di San Mugheo, di Nuoro, adesso non mi ricordo tutti gli altri, ma Comer forse. Sindia, qualcuno. I paesi interessati saranno più di
ci sarà Mamoiada, ci sarà Norbello, Basanta, Sant'Andrea Frius, Orani, Burgos, Bortigali, insomma. Adesso Quindi già parecchi iscritti. Ecco, com'è stata la partecipazione? È in base comunque a un invito diretto vostro o alla libera partecipazione, tipo che so, una iscrizione libera? No, allora tutti quelli che verranno a cavallo saranno solo sotto nostro invito, diciamo. Non c'è una libera partecipazione, anche perché altrimenti sarebbero stati troppi. Già siamo 90 cavalli e più forse stasera, quindi saremmo stati... Quindi tu dici che c'è anche una richiesta di partecipazione, quindi questa formula sta piacendo anche all'esterno? Sta piacendo tanto, però è impossibile poter invitare tutti perché il tempo è quello, non ce lo permette, quindi dobbiamo... E secondo te quindi questa formula estiva puoi dire che funziona, e viste le esperienze degli anni scorsi che appunto in inverno si deve fare i conti con le condizioni atmosferiche? Sì, no, questa manifestazione fatta in questo periodo è notturna, è spettacolare, piace a tutti vogliono partecipare, sono stati tutti contenti anche l'anno scorso e ci hanno proprio chiesto anche il pubblico di rifarla perché è piaciuta a tutti.